Un saluto a tutti i campanari di YouTube. Mi trovo a Pagnacco, davanti al campanile della chiesa parrocchiale di San Giorgio Maggiore. Il concerto di Pagnacco è formato da 3 campane più un campanello che non so se è ben visibile, si trova da questa parte, che è ancora manuale. Il concerto è stato fuso nel 1946 da Giovanni Battista De Poli in Udine ed è stato fuso intonato in Do3. Le campane si suoneranno adesso alle ore 18:30 per la Santa Messa prefestiva e il campanello invece è stato fuso da Sebastiano Broili nel 1835 ed è tuttora inutilizzato. Il precedente concerto era intonato Do3 ed era stato fuso da Francesco Broili, se non ricordo male, di cui però non ricordo l'anno. Era comunque, come ho già detto, un Do3 di Francesco Broili. Il concerto molto probabilmente è stato o rifuso a seguito di requisizione anche durante la seconda guerra mondiale oppure per l'incrinatura di una campana, non si hanno fonti certe. Adesso aspettiamo la distesa, anzi i rintocchi delle ore 18:30 e poi sentiremo la distesa di questo, diciamo, bel concerto. Sì, ovviamente incastellato a slancio friulano, ma i motori sono un po' vecchi e le campane non vanno coordinate. Buona visione. Ecco, ha appena rintoccato la campana minore, adesso stanno battendo le ore 6 con la campana maggiore e poi partirà la distesa. In sottofondo le campane di Plaino. Attendiamo un attimo, dovrebbero partire, secondo quanto mi ha detto il parroco. Basta già vedere la difficoltà che fanno i motori per far partire bene le campane. Siamo riusciti a farle andare coordinate e ora possiamo godere ancora di più la bellezza e l'armoniosità e soprattutto la solennità di questo concerto.